buonasera a tutti. Sono contento di presentare questa sera tutti i colleghi zampognari e innanzitutto ringrazio tutta questa bella cittadinanza che stasera è qua ad ascoltarci, quindi un applauso agli zampognari e anche a voi pubblico. Iniziamo con gli zampognari e chiamiamo gli amici di Castelmola, Massimo, Salvatore con la zampogna. Si avvicinano gli amici di Castelmola, Salvatore Intellisano insieme a Massimo. A questi due ragazzi giovani, vengono premiati con una medaglietta. Facciamo un attimo di silenzio perché ricordiamo il nostro amico Salvatore Gringeri, perché questa serata è dedicata a lui, quindi è stato deciso insieme al comitato di preparare delle medagliette dedicate a lui. Un applauso a Salvatore. Si preparano Salvatore Intellisano e Massimo Brancato.
nostri amici di Castelmola che rimangono e si aggiungono gli altri amici di Castelmola. Tonino Donato e il maestro costruttore Carpida. Faranno 2 pezzettini. Cercheremo di alternare 3 ciarameghe e un organetto. Vediamo che pezzo ci presentano gli amici di Castelmola. Facciamo un pezzo a Santa Luciosa e poi un'altra canzone, Zumpaninella. Ok, buona situazione.
compagni nella vita mia che porto qua, compagni nella mia vita, compagni nella vita mia che porto qua. Ora ti lascio da difficile, sogno contento per ragazzi, perché il tempo di canciava l'occhi, per noi dobbiamo stare a casa qui. Compagni nella mia vita, compagni nella vita mia che porto qua, compagni nella mia vita, compagni nella vita mia che porto qua. Bravi gli amici di Castelmona, complimenti. Per premiare c'è l'amico Giovanni Ciulla. Aspettiamo il maestro Carpita. Il maestro si può avvicinare fino al microfono.
complimenti al maestro Carpini e Salvatore. Farei un attimo un intervento, chiamerei sul palco Santo Angeme il presidente del comitato. Allora un applauso al presidente del comitato, grazie a loro che hanno contribuito e hanno organizzato la festa, è tutto grazie a loro. Buonasera a tutti, io sono qui perché ho il dovere a nome di tutto il comitato di celebrare, diciamo, un memoriale cosiddetto in italiano. I memoriali si fanno a persone importanti, a persone che hanno lasciato il segno nella sua vita, cioè persone che hanno dato agli altri, non solo a se stessi, perché verranno ricordati tutti coloro che danno agli altri. Quindi per noi Salvatore Gringeri è da ricordarlo perché ha dato tanto per questa manifestazione, e ci sono i suonatori di Ciaramella che lo possono testimoniare, quanto era preciso e puntuale, quanto era, potremmo dire in dialetto, camurrioso, nel senso che li invitava a venire perché voleva che durante la processione del capello ci fossero tanti suonatori di Ciaramella, e lui ci è riuscito per tantissimi anni. Poi è stato anche nel comitato, ha organizzato anche la festa, però lui era appassionato di questa manifestazione, quindi dava tutto se stesso per organizzarla. Noi lo vogliamo ricordare, ma per ricordarlo meglio forse io non basto, ci vorrebbe qualcuno dei suonatori di Ciaramella che devono testimoniare effettivamente quello che era Salvatore Gringeri. Sicuramente un personaggio, ecco, Franco Catanese è stato uno che è stato sempre e viene qui da 40 anni ed è stato uno che ha conosciuto bene Salvatore Gringeri, e solo lui, non solo lui, anche lui può dire e può raccontare chi era Salvatore Gringeri per questa manifestazione. Buonasera. Salvatore per noi tutti era un punto di riferimento per la festa. Lui ci teneva molto all'orario, questo ci faceva premura sempre di essere puntuali e personali. E niente, faceva tutto in modo meticoloso e appassionato. Era una persona solare, brillante, alla piazza brillava quando c'era lui, chiamava, attirava l'attenzione, attirava tutti. Purtroppo i signori sempre ruba i fiori più belli. È vero, e di questo ne posso essere pure sulle mie spalle consapevole delle persone più belle e più care. Più genuine, e per questo mi rivolgo alla Madonna e voglio dedicare con la Ciaramella un canto alla Madonna prettamente religioso. Abbiamo fatto la tarantella, abbiamo fatto festa, ma questo è dedicato per la Madonna, e invito alla fine dei nostri discorsi potrai suonare la tua canzoncina. Lino Certo, dov'è? Lino Certo lo ha conosciuto certamente non come Franco, l'ha conosciuto di meno, ma anche lui è stato soprattutto uno che nella sua malattia lo ha seguito sempre. Non l'ha mollato mai, in ospedale, ovunque, ha cercato di dargli sollievo e cercava di incoraggiarlo, ma purtroppo, come diceva Franco, il Signore l'ha voluto con lui. Lino, tu che cosa ti ricordi di Salvatore Gringeri? Intanto l'umiltà come primo passaggio, poi la disponibilità, quel mettersi a servizio di tutto e di tutti per la Madonna
non guardava orari, non guardava niente, si metteva in prima persona, si spendeva totalmente. E poi aveva un modo di fare che andava al di là, diciamo, del semplice rapporto di amicizia o di conoscenza. È stato anche lui a presentarmi Nunzio Famà, a farmi acquistare la ceramella in prima persona, perché già ci prendeva da lì alla tradizione, visto la mia volontà e ha inculcato ancora di più questa, diciamo, il suo pensiero di trasmettere quel suono, quei suoni antichi, di portare avanti la festa al meglio, perché si impegnava come in prima persona, spendeva tutto se stesso. E ci mancherà sicuramente, però il nostro ricordo lo farà vivere ancora su questo palco, su questa piazza senz'altro, e ci chiederà anche lui da lassù. Grazie Nino, grazie, grazie. Comunque non finiremo mai di ringraziare Salvatore Gringeri, anche se non c'è qui, perché però vogliamo dire grazie e dobbiamo fare un applauso che deve arrivare lassù. Vediamo se siamo capaci di fare un applauso tutti, deve arrivare. Grazie Salvatore, grazie Salvatore per quello che hai fatto, ti ricorderemo sempre, sei un nostro idolo. Ciao Salvatore, grazie, grazie. Allora, grazie anche a Santo Cancelli, un applauso anche a lui di nuovo. Grazie delle sue belle parole. Allora, continuiamo con il memorial. Abbiamo l'amico Ivan che aspettava, insieme al tamburello con Emanuele Pollicino. E subito dopo si prepara Francesco Catanese per il pezzo della Madonna, dedicato alla Madonna.
applauso. Aspettate gli amici. Cerchiamo di fare un'esibizione di 2 minuti perché dobbiamo riuscire a far entrare tutti. Adesso chiamiamo l'amico Francesco e il pezzo dedicato alla Madonna di Crispino, insieme a Francesco e Annello. Grazie, facciamo un applauso. Aspettate, ad Archetta. Adesso si esibisce Giuseppe. Ci tenevo a precisare che Francesco Annello è di Gala e tutto questo non abbiamo avuto tempo di provare, è stato semplicemente un'improvvisata grazie alla Madonna di Crispino, che veramente ci vuole fede nel realizzare queste cose. E qua c'è Giuseppe Ligata che è ancora all'inizio, ha fatto l'esperienza e quindi dobbiamo incrementare e dargli un applauso di incoraggiamento, perché dobbiamo incoraggiare i giovani a questa manifestazione. Grazie. Prego Giuseppe. Grazie all'esibizione. Chiamiamo un attimo sul palco. Ah sì, facciamo un altro pezzettino.
applauso. Adesso chiamiamo sul palco la sorella di Salvatore Gringeri, la signora Maria, per la consegna di un affetto da parte del comitato. Chiamo anche il presidente. Si avvicina la signora Maria Gringeri. Passo la parola al Presidente. Il Comitato ha voluto anche qui lasciare un segno e un ricordo alla famiglia. E qui abbiamo la sorella Maria, quindi daremo una targa al ricordo come segno di riconoscimento e di riconoscenza nei confronti di Salvatore. Con la scritta La notte dei Giaramildari, Memorial Salvatore Gringeri, alla famiglia il ricordo del nostro amico e paesano, Pellegrino 3 settembre 2022. Questo si dà alla famiglia il ricordo e ringraziando ancora signora Maria per il fratello Salvatore. L'applauso alla signora che va sempre a Salvatore. Grazie, grazie. Allora chiamiamo sul palco il signor Santo Bombara. Si avvicina Santo Bombara per l'esibizione con la zampogna. Santo Bombara. Vai, dai, gira subito se non c'è. Santo Bombara e Emanuele Pollicino. Grazie, un applauso a Santo Bombara. E si avvicina l'amico Benedetto Saia insieme a Gigi De Carolis, accompagnato dal tamborello. Prego.
Grazie, un applauso a Benedetto. E si avvicinano due amici di Palermo, Salvatore Orlando e Angelo Orlando. Un applauso.
Grazie all'amico Salvatore che ci ha dedicato lo scortellino, vero? Questo pezzo antico. Grazie, un applauso. Adesso chiamiamo l'amico Saro Catanese insieme a Gigi De Carolis. Grazie, un applauso. Grazie mille. Adesso si preparano Anna Catanese e l'amico Giuseppe con il tamburello. Giuseppe Ligata. Grazie, un applauso. E si prepara l'amico Filippo Sottile con la zampogna.
Grazie Filippo. Vuole dedicare un pezzettino anche con l'organetto con il figlio Giuseppe. Cerchiamo di fare circa 2 minuti ciascuno perché devono entrare tutti, diciamo. Presentano una Santa Lucione. Alterniamo un po' con zampogni e un po' con organetti e fisarmoniche. Un applauso, grazie. Si preparano l'amico Sebastiano Caliri, Barcellona. Un applauso a Sebastiano. Si prepara l'amico Pietro De Pasquale.
Grazie, un applauso. Si prepara l'amico Antonio Visalli insieme a Gigi De Carlis. Grazie, un applauso. Si preparano Stefano Iarrera. Grazie, un applauso a Stefano Gaglietta. Adesso l'amico Tonino Bertino.
un applauso e si preparano il gruppetto Sono di Cafurci. Incoraggiamo i giovani, facciamo un applauso. Attenzione, è stato perso un orologio digitale di colore nero e l'ha perso qua in piazza, quindi se qualcuno l'ha visto non se lo conservi, lo porti qua al palco. Orologio digitale di colore nero. Grazie. Prova. Mi dice il tecnico che poco fa era piano e non si sentiva. Lo ripeto, è stato perso un orologio digitale di colore nero. Se qualcuno l'ha trovato lo porti qua sul palco e sarà restituito al proprietario. Grazie a tutti. Un applauso a questi giovani. Grazie. Si prepara l'amico Carlo Cardia.
abbiamo fatto la sosta. Aspetta, dobbiamo... A Carol, si va l'amico Domenico Cannuli insieme al papà Rippo da San Martino. Buonasera a tutti. Voglio ricordare a Salvatore Grigeri che ci sta seguendo da lassù, un applauso. Un applauso a Salvatore. Grazie, un applauso. Si prepara Lino Certo, l'amico Lino Certo di San Pierniceto.
Grazie, un applauso, grazie. Si prepara Aldo Vannestrà, anche lui un compaesano, non è mancato mai, sempre ogni anno presente. Bravo Aldo. Bravo Aldo, facciamo un applauso. Si prepara Barbaro Vannestraci, anche lui compaesano di Pellegrino. Dici c'è bisogno che presentiamo, c'è bisogno, c'è bisogno. Grazie, un applauso. Si prepara il figlio per Nicola Vannestraci insieme a Rocco Farina con il tamburello.
applauso ai compaesani. Si prepara Nicola Cannestraci. E dopo si prepara Antonio Midiri. applauso a Nicola Cannestraci. Si prepara Antonio Mediri.
applauso a Nino Mediri. Si preparano signora Marianna Ciulla con Io Calì, gli amici del folk. concludere la serata concludiamo con una stornella tradizionale per dire nota col gruppo Medissimo Mi Canto Io Cantai, Pietro Celentano, Santino Lisa, Carmelo Di Maio e compagnia. Facciamo una stornella di buonanotte e dopo vi invito a rimanere perché terminiamo il memorial ma continuiamo a suonare nella piazzetta.
Sì, prova. Mi dissono mi canto e io cantai a dare spazio a st'amici miei. Mi batte mi battia di tanto lontano, mi vengo e ci canta tu bello io voglio ringraziare a così suonare e ringrazio a tutti gli giarametrali palume cavenica dimmi unne va tutto cori come fa che tra na palume mi viene a chiamare, mi disse a Pellegrino ave manari. Sentitami dici miei a che vi voglio dire, ringrazio a Salvatore Leoni e di doveri. Sapi di e Santino Lisa, sapi di cuffi canta e peso cancelli, palume giavenica, dimmi unne va, tutto cori come va, che tra. E siccome si fece dato purtroppo me fermare, voglio ringraziare a tutti in particolare ringrazio a Giovanni, a Collucanetto,
Mario Di Maio e via te Palometta verità dimmi onde va domani come va che tra che me compari beso a che sta a suonare pulisetta amore ti li volemo ringraziare Palometta verità dimmi onde va tutto fuori come va che tra grazie piccolo balletto alla Calabrese.
Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie. Bravi. Grazie Renato.